Un grande mandi a tutti e un grande saluto a tutti. 2026 a introdurre la conferenza stampa del Comitato dei promotori della proposta di legge regionale iniziativa popolare per la istituzione di 2 soli enti locali di area vasta, intermedi tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e comuni, uno per il Friuli e uno per Trieste. Ricordo che il testo della proposta è pubblicato sul sito web www.friuli-trieste.org. Tocca a me fare una breve introduzione. Mandi a tutti e buongiorno a tutti e ben storia. Non conta minimamente quale iniziativa legislativa venga approvata per primo, ma quella che entrerà in vigore successivamente. E il Consiglio regionale non potrà votare sulla nostra prima dell'esito di un referendum obbligatorio reso necessario dalla nostra sostanziale macro fusione dei vecchi 3 enti locali intermedi situati sul territorio friulano. La nostra proposta di legge regionale binaria per la istituzione di 2 soli enti locali di area vasta, oltre a semplificare e razionalizzare anche i costi degli enti locali intermedi nella regione autonoma F-VG, dimezzandoli, ha come ulteriore obiettivo il raggiungimento della piena unità geopolitica di tutto il Friuli, geografico, storico, linguistico, culturale, dall'Ivenza al Timavo, con metodo democratico, poiché il popolo è coinvolto non solamente nella prima fase dell'iniziativa, ma anche in occasione del referendum consultivo obbligatorio sulla modifica dei vecchi confini provinciali previsto dall'articolo 8, comma primo del decreto legislativo di attuazione dello Statuto Speciale 9 del 1997. La nostra proposta è simmetrica, in quanto tende a trattare allo stesso modo entrambi i 2 territori che compongono questa regione autonoma F-VG, contrattino, quantomeno duale. La nostra proposta è l'unica in grado di coniugare la formalmente mantenuta unità regionale con la piena unità friulana. Si tratterebbe di un riequilibrio geopolitico di portata storica. La nostra proposta è corredata da una relazione illustrativa che ne riassume il merito. L'articolo 1 prevede gli elementi essenziali di costituzione di tali 2 enti pubblici territoriali intermedi. L'iniziale proposta confinaria viene situata presso la foce del fiume Timavo in corrispondenza del limite della zona A del territorio libero di Trieste. In relazione al Friuli è poi necessario prevedere una regola generale che riconosca la città di Aquileia quale centro morale di massimo rilievo internazionale UNESCO ed indiscusso riferimento per tutto l'intero territorio friulano, affidando nel contempo al Consiglio rappresentativo di tutti i friulani nuove forme di condivisione del potere diffuso sui 3 precedenti capoluoghi provinciali di Gorizia, Pordenone e Udine, senza interferenze esterne per effetto di necessaria previsione statutaria apposita, che spetterà esclusivamente a tale nuovo ente locale adottare. L'articolo 2 riconosce le funzioni proprie attribuite e quelle ulteriori delegate da attribuire a tali 2 enti territoriali di area vasta, sulla base del principio di sussidiarietà verticale, con conseguente tendenza alla loro attribuzione al livello di governo maggiormente vicino ai cittadini. Costituisce una importante clausola di tendenziale trasferimento a entrambi i nuovi enti di area vasta di tutte le funzioni amministrative non inscindibili. Tale clausola risulta molto ampia, trasversale e quindi potenzialmente in grado di riguardare tutte le materie di competenza regionale. Risulta pertanto più ampia dell'ultimo emendamento.
L'articolo 3 riconosce l'autonomia di indirizzo politico e le forme statutarie e regolamentari di autonomia normativa proprie di tali enti di area vasta. Particolare attenzione è dedicata in tale sede sia al plurilinguismo regionale sia alle forme di partecipazione in questione a relazione diretta, attingendo solo a esperienze pregresse e consolidate sul territorio regionale. I seggi sono per quanto possibile limitati. Divieto del terzo mandato esteso a tutti gli eletti. Vi è una clausola espressa volta a garantire che la base elettorale popolare non sia privata del diritto di eleggere direttamente l'intero organo consiliare di tali enti locali di area vasta, secondo il sistema elettorale provinciale in vigore al momento della ultima elezione popolare diretta, tenutasi prima della soppressione. L'articolo 5 tratta dei principi generali di gestione del personale locale, secondo proporzionalità rispetto alle funzioni amministrative da esercitare, in armonia con i principi generali del sistema proprio del comparto unico, tendenziale obiettivo del trasferimento di personale regionale agli enti di area vasta, con preferenza per coloro che hanno già prestato servizio nelle ex province soppresse. Siamo contrari a nuove assunzioni che invece non vengono affatto escluse dall'assessore. L'articolo 6 riconosce ai due nuovi enti di area vasta una adeguata autonomia di entrata e di spesa, impegnando la giunta regionale a trasferire loro annualmente almeno 1/10 di tutte le compartecipazioni erariali regionali tratte dai loro rispettivi territori nell'annualità precedente, oltre ad assicurare la copertura delle spese prima istituzione e concreto avvio, sempre a carico del bilancio regionale. Un maggior ritorno fiscale porta migliori servizi. L'articolo 7 detta alcune disposizioni transitorie necessarie ad armonizzare la nuova istituzione e ad assicurare il concreto avvio dei nuovi enti locali intermedi di area vasta, oltre al loro subentro rispetto agli attuali enti da sopprimere. Vogliamo gradualità e non certo fretta. L'articolo 8 prevede clausole di salvaguardia per gli enti territoriali montani, per gli enti territoriali intercomunali, per i gruppi linguistici regionali. Alcuni enti sovracomunali sono salvaguardati. L'articolo 9 esplicita una necessaria clausola di chiusura per rinvio normativo a fini di ammissibilità della presente proposta legislativa regionale. Abbiamo fatto del nostro meglio. La nostra proposta si può firmare esclusivamente su cartaceo, ad esempio a sportello anagrafico presso gli uffici elettorali comunali dei municipi della regione autonoma. Risulta possibile il ritiro di mobili cartacei, un timbro non per ridurre il Friuli a uno spezzatino, ma per riunirlo. Dicevano ai tempi del terremoto 1976 in Friuli, un modon parompe o tornare in aplomb. Se anche solamente una cinquantina di elettori regionali firmassero la nostra proposta in un centinaio di comuni della regione, saremmo a cavallo. Riteniamo rientri assolutamente nel fondamentale interesse alla normale fisiologia del sistema democratico che il popolo sappia quantomeno dell'esistenza della nostra proposta. Chiediamo a tutti la massima divulgazione possibile dei contenuti della nostra proposta. Restiamo a disposizione per fornire ogni chiarimento ritenuto necessario. Ringraziamo tutti, se non altro, per la partecipazione e per l'attenzione. Se tutti faranno la loro parte, per l'attenzione. Se tutti faranno la loro parte, mal che vada, andrà ripetuto a oltranza. Ecco, grazie ancora e soprattutto passaparola.